A distanza di 4 mesi dall'inaugurazione siamo davanti a un cantiere che è in pieno svolgimento, quasi in conclusione per quanto riguarda la parte strutturale. Sì, in effetti la scelta di procedere con questi diciamo, mattoni prefabbricati ha favorito la velocità dell'esecuzione. Siamo arrivati al tetto, tant'è che come da tradizione veneta ci sarà anche una cena della frasca che è buon costume fare per ringraziare gli operai che hanno lavorato tutta l'estate con questa temperatura non particolarmente generosa, e gli operai per la costruzione sono già rientrati in un altro cantiere, e da lunedì cominceranno gli impiantisti, quindi cominceranno gli elettricisti e poi gli idraulici. Quindi, come da contratto, ragionevolmente noi ci aspettiamo di avere la consegna del tutto già operativo al 31 di marzo dell'anno prossimo, come abbiamo pattuito nel contratto. Si parla di 2 case, un soggiorno diurno e una casa vera e propria, avranno 2 finalità distinte. Sì, la casa più grande, quella che vediamo alle nostre spalle, che verrà denominata Casa Renato Sartor, in memoria di un membro del nostro consiglio di amministrazione che ci ha lasciato un paio di anni fa, sarà un centro residenziale, quindi accoglierà 8 minori che resteranno ospiti della comunità H24, quindi questi andranno a scuola e poi vivranno qua come alternativa alla loro situazione abitativa. Invece alle mie spalle a sinistra sorgerà il centro diurno che abbiamo inteso di dedicare a Giobata Gregolin, il padre fondatore dell'omonima azienda, e sarà un centro diurno, quindi qui i bambini andranno a scuola accompagnati dai loro genitori, finita la scuola li accompagnano qua, pranzano tutti insieme, nel pomeriggio fanno i compiti, attività ludiche e ricreative, e alla sera i genitori li vengono a riprendere. Queste strutture hanno praticamente una grande prestazione dal punto di vista termico e anche statico, sono realizzati in fibra di cemento e legno trattato in maniera ignifuga e hanno consentito la velocità dell'esecuzione. L'iniziativa che noi avevamo lanciato e per la quale ribadiamo l'invito alla popolazione o a chi è in vena di generosità di aiutarci e sostenerci è stata la campagna di Dona un mattone anche tu, nel senso che questi mattoni possono venire acquistati, fra virgolette, sono già tutti in opera, quindi chi acquista un mattone acquista un pezzetto di questa realtà, e ovviamente tramite bonifico bancario presso la Banca Prealpi, che non applicherà commissione. I mattoni vengono venduti a 20 euro l'uno, e la cosa significativa è che chi farà una donazione riceverà esattamente un attestato della donazione avvenuta utile ai fini fiscali, in maniera tale che potrà detrarlo dalla dichiarazione dei redditi. Quindi noi ci aspettiamo, magari in occasione delle feste natalizie, che ci sia una corsa a darci una mano in questa impresa, per la quale francamente la Fondazione Bernardi, che lavora e vive per un lascito testamentario della signora Bernardi, venga aiutata, perché noi con risorse nostre, quindi senza finanziamenti pubblici, stiamo realizzando con il lascito di questa pia donna, devo dire, santa non posso farla io, ma un qualcosa a favore dei minori delle nostre comunità. Quindi stiamo facendo un'opera di impatto sociale altissimo.